Avanti il veliero Alex della ONG Mediterranea con i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, forza il blocco e attracca a Lampedusa con 54 migranti, accuse reciproche tra Salvini e l'associazione, si alza la tensione. Domani alle 16 ora italiana il verdetto dell'UNESCO riunito a Baku, le colline del Prosecco potrebbero entrare nel patrimonio l'umanità, a Valdobbiadene maxi schermo in piazza, Zaia dal vertice in Azerbaigian, incrociamo le dita, clima positivo. 5 giorni fa era stata travolta da un'auto mentre in bici andava al Grest, non ce l'ha fatta la tredicenne di Casale sul Sile, ricoverata da martedì pomeriggio. Incidente a Padova, 28enne uccide con la sua auto un motociclista, poi scappa a piedi, rintracciata in un ristorante e arrestata. Tragedia sfiorata a Grado, bimbo trevigiano di 11 mesi in vacanza con la famiglia rischia di annegare, il piccolo salvato in extremis è in serie condizioni ma fuori pericolo. Studente delle superiori a Motta di Livenza colpito da tubercolosi durante la maturità, test Mantoux e approfondimenti su compagni e docenti, escluse correlazioni col focolaio di TBC alla scuola elementare. Bufera su un bar di Treviso per un cartello esposto con alcolici offerti alle avventrici prosperose e non solo, il titolare si difende, solo una goliardata. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3. Partiamo dal caso migranti perché c'è il veliero Alex della ONG Mediterranea che vede tra i capofila i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini alle cronache perché ha forzato il blocco e attraccato a Lampedusa con 54 migranti, il molo commerciale presidiato da polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine sono pronte a intervenire, ha detto un'ora fa il ministro dell'Interno Salvini. Stato di necessità è un termine che abbiamo sentito spesso nei giorni del caso di Carola Rackete. Ed è lo stesso termine utilizzato in queste ore dalla ONG Mediterranea e dai membri che si trovano sul veliero Alex, ormai arrivato a Lampedusa. Si profila un nuovo braccio di ferro con il Viminale sui migranti, con Salvini che tuona in queste ore siete complici degli scafisti, e stavolta la sfida viene nuovamente dal gruppo che vede tra i suoi capofila anche i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, che con la Mare Ionio già sbarcarono nell'isola siciliana. Una situazione, quella del veliero Alex, precipitata quando sembrava che l'accordo con Malta per portare i 54 migranti potesse chiudere il caso. Dopo una notte di scambi con i centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Italia e una nota odierna di Mediterranea, è del tutto evidente che partire per il porto di La Valletta nelle attuali condizioni significherebbe mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo. Già ieri Mediterranea chiedeva un appoggio per arrivare alla Valletta. Siamo in attesa di una conferma formale e definitiva che arriveranno degli assetti navali delle autorità italiane o maltesi per portarci fino alla Valletta, che prenderanno a bordo queste persone, perché in queste condizioni, lo vedete, è impossibile pensare di poter fare più di 10 ore di navigazione. L'anno scorso non voleva andare in Tunisia, oggi non vuole andare a Malta. A questo punto però ci dicano quando partano se preferiscono la costiera amalfitana, se preferiscono la dorsale adriatica, se preferiscono la Costa Azzurra oppure le Cinque Terre, in modo tale che si possano organizzare dei viaggi di gradimento di queste ONG. Scherzi a parte, è folle che quando un paese europeo come Malta mette a disposizione il suo porto, qualcuno scherzando con la vita di decine di immigrati a bordo dica di no. Abbiamo ricevuto una raffica di no, attacca l'ONG, no all'uso di motovedette italiane per il trasbordo dei migranti, né a quelle maltesi. La ONG ha ribadito di non aver mai rifiutato l'accordo con Malta, seppure con riserva. Ha detto fin dall'inizio che siamo disposti a considerare la Valletta un porto sicuro per queste persone, anche se sappiamo che è assurdo fare ancora un giorno di navigazione e prendere in giro anche le italiane e gli italiani, perché sapete tutti che per queste persone che verranno prese da Malta, altrettante verranno prese dall'Italia. Nelle ultime ore l'attacco del Viminale, rifiutano l'offerta del governo italiano, ovvero il trasbordo degli immigrati, a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della ONG Alex. È una provocazione, continua il Viminale, una scorciatoia per dribblare le norme di un altro paese membro dell'Unione Europea. Vogliono l'impunità. Ed è anche qui che la situazione è crollata. Mediterranea sostiene infatti di essere venuta a conoscenza di un accordo tra il governo italiano e maltese per sequestrare l'imbarcazione ed arrestare l'equipaggio. Risultato? Si punta verso Lampedusa, si arriva a Lampedusa. Il braccio di ferro è appena iniziato. E ora tutt'altro tema, perché domani alle 16 ora italiana il verdetto dell'UNESCO riunito a Baku, le colline del Prosecco potrebbero entrare nel patrimonio dell'umanità e a Valdobbiadene ci sarà il maxi schermo in piazza.
Siamo a 24 ore dall'ora fatidica, quindi domani verso le 18 ora locale di Azerbaijan, di Baku, avremo il verdetto. Ovviamente abbiamo fatto, come si dice, i compiti per casa. Direi che qui il clima è positivo, un po' tutti i paesi hanno dichiarato che sono assolutamente favorevoli alla nostra iscrizione e speriamo vada bene. Incrocia le dita in questo video messaggio da Baku, capitale dell'Azerbaigian, il presidente del Veneto Luca Zaia, presente alla 43esima sessione del World Heritage Committee, chiamato a esaminare la candidatura delle colline del Prosecco tra i nuovi siti del registro UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Il sogno potrebbe realizzarsi dopo 10 anni dalla presentazione di un'idea poi diventata un dossier. Da Baku a Valdobbiadene, dove tutti sono pronti per brindare con le bollicine. E dove le campane nella piazza suonano quasi a voler preannunciare il clima di festa che tra poche ore coinvolgerà tutti gli abitanti di queste colline, da Vittorio Veneto a Valdobbiadene passando per Conegliano. In piazza Marconi stanno finendo i preparativi per il grande giorno. Gradinate e casette dove troveranno posto i produttori del prestigioso vino sono già allestite. Per l'occasione ci sarà anche un maxi schermo per la diretta da Baku. Seguiremo tutte le fasi, speriamo che la proclamazione arrivi presto. Abbiamo invitato anche gli amministratori dei 15 comuni della DOCG. Il comitato dovrà esaminare 35 candidature alle liste del patrimonio culturale mondiale dell'umanità. Quello trevigiano resta l'unico sito italiano in lizza dopo il ritiro delle Alpi Marittime. Con la missione del paesaggio delle colline del Prosecco nella lista dei beni di eccezionale valore a tutela UNESCO si calcola che le presenze turistiche triplicheranno. Ma a Valdobbiadene hanno le idee chiare. Avere una prospettiva di crescita oggigiorno è una fortuna che pochi hanno e sicuramente non la sprecheremo. Non si darà seguito alle grandi realtà ricettive, ma alle piccole distribuite, soprattutto in ambito rurale e nelle borgate. E ora la cronaca, non ce l'ha fatta Gloria Simionato, la tredicenne investita da un'auto martedì pomeriggio a Casale sul Sile. La ragazzina è morta dopo 5 giorni di ricovero nella terapia intensiva della neurochirurgia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. La tragedia si era consumata mentre Gloria stava percorrendo la provinciale in sella alla sua bicicletta rosa per andare al Grest di Casale. Si doveva incontrare con un'amica per poi andare insieme al gruppo estivo. All'improvviso lo schianto con l'auto, una Mercedes condotta da una 45enne. È subito apparso chiaro che la situazione era gravissima. La ragazzina era stata trasferita in ospedale in condizioni giudicate già disperate. E c'è stato un incidente mortale ieri sera a Ponte di Brenta, siamo nel Padovano, è morto un noto commerciante del Portello, quartiere di Padova, invece un anziano ha imboccato contromano la tangenziale rischiando la vita. Un impatto così violento da sbalzare il motociclista a 30 metri di distanza e da provocare l'incendio dello scooter. Tragico incidente venerdì sera a Ponte di Brenta, costato la vita a Valerio Nigrelli, 61enne, commerciante del Portello. L'uomo stava tornando a casa dopo aver chiuso il suo negozio di informatica e assistenza computer in via Ognissanti, quando è stato centrato in pieno da un'automobile guidata da una 28enne di Noventa padovana. La ragazza da Ponte di Brenta stava andando verso Padova, non è ancora chiaro per quale motivo improvvisamente abbia invaso la corsia opposta investendo lo scooter guidato dal 61enne e colpendo anche un'altra vettura. L'uomo sbalzato a terra è morto sul colpo, la moto invece ha preso fuoco. Sotto shock la 28enne al volante pare abbia cercato di scappare a piedi, è stata fermata poco dopo dagli agenti della polizia locale e portata in pronto soccorso, rischia di essere accusata di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Sempre a Padova invece un anziano di 70 anni ha rischiato grosso la notte tra giovedì e venerdì imboccando la tangenziale contromano. Numerose le segnalazioni giunte alla polizia di automobilisti che dopo lo svincolo tra via Armistizio in direzione Corso Australia segnalavano una macchina che correva in senso opposto. L'automobilista è stato fermato all'altezza di curva Boston, era piuttosto agitato. Agli agenti ha raccontato di essere diretto in ospedale dal figlio appena ricoverato in area rossa. Forse l'ansia e lo shock e non si è accorto di aver imboccato la tangenziale contromano rischiando davvero grosso. Nel video infatti si vede come sfiora le auto che sfrecciano in senso contrario. L'anziano è stato sottoposto ad alcol test risultato negativo, gli è stata comunque ritirata la patente e l'auto sottoposta a sequestro per 3 mesi.
E si sono vissuti momenti davvero drammatici sulle spiagge di Grado, dove una famiglia trevigiana ha quasi visto annegare il figlioletto di 11 mesi. Ora il piccolo è in salvo in ospedale al Burlo di Trieste, è fuori pericolo ma sotto osservazione. Ha rischiato di morire annegato. Un bambino di 11 mesi era in spiaggia a Grado assieme ai genitori. Una famiglia di Treviso che si stava godendo la giornata di sole ha vissuto momenti drammatici. Il bambino era in acqua e le forze dell'ordine giunte sul posto stanno ancora cercando di capire le dinamiche dell'incidente. Ora il piccolo è all'ospedale infantile Burlo di Trieste per ricevere le cure del caso. In un primo momento le condizioni sembravano gravi, ma dopo l'intervento dei medici il bambino è fuori pericolo. Si trova sotto osservazione al pronto soccorso, vista anche la tenera età. Provvidenziale si è rivelato l'intervento dei bagnini che hanno agito con grande tempestività. I sanitari del 118, arrivati vicino alla spiaggia Fidolido il più in fretta possibile, hanno constatato le iniziali condizioni allarmanti del bimbo e lo hanno subito trasferito nell'ospedale triestino. Resta da capire quindi come e perché il piccolo si sia trovato in quella situazione critica. Il pericolo di danni gravi e irreversibili è comunque scongiurato. Da Grado alla Laguna di Venezia, perché dopo l'esito dell'autopsia è arrivato il nulla osta per il funerale di Cecilia Piva, la dodicenne morta domenica scorsa mentre era in barca con il papà. Si svolgeranno martedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la dodicenne che domenica scorsa ha perso la vita al Bacan quando la barca condotta dal papà Roberto si è schiantata contro una briccola e lei è caduta in acqua. L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata un forte trauma cranico e non le ferite inferte dall'elica mentre si trovava in acqua e la barca faceva dei giri su se stessa. Quel giorno a bordo, oltre al papà, c'erano la sua compagna e il fratello 14enne di Cecilia. Il padre ha fatto di tutto per rianimarla in attesa dei soccorsi giunti in breve tempo, ma ormai era tardi. La botta sulla testa l'ha uccisa quasi subito. Il fascicolo, aperto per omicidio colposo, ha come unico indagato Roberto Piva. Sotto accusa la velocità e la traiettoria del suo motoscafo. Secondo le indagini era fortemente usurato il meccanismo di collegamento del timone, tanto da rompersi bloccando il motore e costringendo l'imbarcazione a virare verso sinistra e girare su se stessa. In una mail inviata alla Capitaneria di Porto il padre si è preso la colpa. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua, si legge, senza prevedere le possibili conseguenze, pertanto l'unico responsabile è il sottoscritto. Un nuovo caso di tubercolosi registrato nella Marca trevigiana, ancora a Motta di Livenza, sebbene per l'azienda sanitaria non ci siano legami con l'epidemia alla scuola elementare di qualche mese fa. Colpito uno studente alle prese con l'esame di maturità, tanto che per la prova orale l'intera commissione si sposterà in ospedale. Questo ragazzo deve sostenere ancora la prova orale della maturità, la commissione si recherà in ospedale per eseguire la prova orale. Essersi scoperto contagiato dalla tubercolosi mentre sta sostenendo l'esame di maturità non è l'unica particolarità del nuovo caso di contagio accertato nella Marca, questa volta su un ragazzo di 20 anni. A sorprendere è che succede ancora una volta a Motta di Livenza, ma i sanitari dell'ULSS 2 escludono qualsiasi correlazione con l'epidemia alla scuola elementare. Incredibilmente questo ragazzo diagnosticato affetto da tubercolosi frequenta un istituto tecnico di Stato a Motta di Livenza. Motta di Livenza che, come sappiamo, è stata interessata da questa importante epidemia che ha coinvolto però una scuola elementare. È una coincidenza geografica in quanto abbiamo la pressoché assoluta certezza che questo caso sia riferito a un aggregato familiare. Segue 2 casi nella famiglia di questo ragazzo di 2 parenti stretti. Il giovane studente è ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello. Al momento del ricovero lo studente presentava un quadro clinico abbastanza impegnativo, da cui gli accertamenti che verranno eseguiti su compagni di classe e insegnanti martedì con lettura venerdì. Come sempre, come di regola, tutti i compagni di classe e gli insegnanti della classe frequentata da questo ragazzo saranno sottoposti a test Mantù e ad eventuali altri approfondimenti. Non ci aspettiamo grandi cose a seguire,
perché fortunatamente l'infettività di questo ragazzo, attestata dalla biologia molecolare e dagli esami laboratoristici, è bassa. Il ragazzo è ricoverato in ospedale, diciamo non sta benissimo, ma guarirà. Tempo instabile in Veneto in queste ore e domani, con possibilità di alcuni temporali intensi anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento, in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Domenica temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. Visti i fenomeni meteorologici previsti da ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso l'avviso di allerta gialla, stato di attenzione, per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale, valido fino alle 14 di lunedì. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. E ora veniamo al caso del cartello in un bar del centro storico di Treviso che promette alcolici gratis alle clienti più prosperose e disponibili. Goliardata, dice il barista, messaggio che sdogana la donna oggetto per lo psicoterapeuta trevigiano Andrea Sales, che ha scatenato la bufera. Il fatto di poter scherzare su queste cose significa che per l'ennesima volta andiamo a mercificare il corpo di una donna, andiamo a renderlo oggetto e quindi a far sì che si perda la dignità della persona, prima che dell'identità di genere maschile o femminile. Questo per me è una cosa che non funziona. Lo psicoterapeuta Andrea Sales non si pente del clamore che ha suscitato il suo post su Facebook relativo al cartello affisso in un locale del centro storico di Treviso, il bar da Angelo di via Collalto. Alcolici gratis in soldoni alle clienti più procaci e disponibili, bicchierino gratis a chi mostra il seno, più abbondante è più bevi, se porti a casa il barista intera settimana offerta. Un listino che altro non sarebbe, secondo il titolare Angelo Bucciol, che uno scherzo, una goliardata tanto da essere affisso da 6 anni senza che nessuno si scandalizzasse. Ma per Sales questa presa in giro delle donne non va sottovalutata. Oggi siamo in una società difficile, una società complessa, abbiamo tantissimi stimoli. Se non riusciamo a renderci conto costantemente che tutto quello che diciamo, soprattutto nei luoghi pubblici, può essere letto dalla persona divertita, goliardica, ma anche dalla persona che non ha questa elasticità, corriamo il rischio di veicolare dei messaggi molto problematici. Questi messaggi problematici poi emergono solo nei casi eclatanti, gravi, femminicidio, stupri e così via, ma sì, scherziamo sulla donna, sulle tette, su questo, su quello, perché tanto vale tutto, e questo vale tutto per qualcuno resta gioco, per qualcun altro invece diventa possibilità di squalifica, di degrado, e da qui nascono poi tutte le problematiche sociali che stiamo vivendo. Sul web i commenti contro il barista si sono sprecati, lo stesso Sales è stato piuttosto duro. L'ho definito deficiente nel senso latino, nel senso che il deficere è proprio la mancanza di capacità valutativa di questa cosa, che è purtroppo una mancanza molto diffusa. Le persone che l'hanno difeso sono ragazzi giovani e lo capisco benissimo, perché i ragazzi giovani tendono ad alleggerire le cose ed è un pregio, però d'altra parte crescendo sicuramente si renderanno conto che queste cose che adesso sembrano leggere in realtà vanno a costruire realtà disvaloriali. La donna viene ancora mercificata come oggetto. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione di Antenna 3, siamo ai saldi che hanno preso il via oggi, allora ci spostiamo a Padova per sentire quanto pronti sono alle spese i cittadini. Per Confesercenti sarà l'occasione di una boccata d'ossigeno per i negozi, ma le svendite, dicono, vanno spostate ad agosto. Hai approfittato dei saldi? No, non ancora, sto guardando, sto valutando. Fa la ricognizione? C'è la ricognizione, esatto. Cosa ha comprato? Un paio di sandali, 3 magliette. Ha trovato convenienza? Sì, beh, adesso oggi ritornerò a prendere qualcos'altro. Chi per il momento guarda solo ancora non si butta sugli acquisti, chi invece ne approfitta subito il primo giorno. Quel che è certo è che i saldi vogliono comprare, sono già tantissimi i padovani che nel primo giorno di ribassi hanno già fatto molti acquisti. Comprato per le figlie. Per lei niente? Niente, solo per le figlie. No, per ora ben poche cose. Diciamo che è andata avanti con gonne e vestiti, quindi io da bravo fidanzato mi propongo insomma per fare l'accompagnatore. Ho comprato varie cose, forse anche qualcosa che non mi serviva.
Succede così con i saldi? Sì, esattamente. Non ho trovato quello che mi serviva, però ho comprato cose che non mi servivano. Un pantalone e una camicia. C'è convenienza? Sì, tanta. Vestiario e scarpe, ma anche cosmesi, gli articoli più venduti, molte le vetrine che propongono percentuali di saldo del 50%, nonostante la calura le vie del centro sono piene di gente. Per molti commercianti i saldi rappresentano una boccata d'ossigeno vista la primavera infelice caratterizzata da temperature quasi autunnali, pochissimi capi estivi venduti. I saldi però, denunciano le associazioni di categoria, ormai partono sempre prima e di fatto ad estate appena iniziata. Per cui una boccata di ossigeno sicuramente. Diverso il discorso guadagno, in ogni caso è monetizzare il magazzino. Il problema dei saldi rimane quello però della data. Io ho sempre sostenuto che o i saldi sono vendite di fine stagione o sono altra roba. Se sono vendite di fine stagione allora bisogna portarle nella giusta data. Noi stiamo proponendo almeno i primi di agosto. Benvengano, secondo le associazioni di categoria, i controlli del comune per smascherare i commercianti che taroccano il cartellino. Gli esercenti onesti devono essere tutelati. Secondo le stime di Confesercenti, una famiglia padovana spenderà in media 170 euro durante questi saldi per un volume d'affari di circa 45 milioni di euro. 170 euro perché? Perché 100 euro in questo periodo sono stati già spesi in questi giorni con i famosi annuncini che arrivano, messaggini che invitano ai presaldi. Ecco, questa è un'azione che noi non riteniamo in linea con la logica dei saldi e che contrastiamo in tutti i modi. È partita la prima edizione del Festival della Cucina Veneta. Siamo andati a sentire quali sono i gusti dei visitatori. Formaggio, vino, salumi e tanto pesce, e poi il baccalà, che nel momento in cui diventa stoccafisso perde lo status di pesce vero e proprio per entrare nell'immaginario culinario veneto. Al via con un'esplosione di gusti la prima edizione del Festival della Cucina Veneta, che si propone di approfondire fra degustazioni, convegni, spettacoli e focus per esperti e curiosi il tema della tradizione veneta in cucina. È giusto associare la cucina, questa volta è una bellissima esperienza, penso, la cucina veneta, parlare di cucina veneta, insomma. A Villa Obizi di Albignasego non si scherza e si parla di materie prime di altissima qualità e ricette antiche e moderne, che da sempre sono espressione diretta di un territorio in grado di offrire mare, monti, laguna e colline. Il risultato? Eccolo qui. Signora, com'è il baccalà mantecato? Stupendo. È buono? Moltissimo, molto buono. Hai imparato la ricetta? Certo, memorizzata alla grande. A memoria. Polpetto. Com'è? Buonissimo, ottimo. Bene. Tipico veneto? Tipico veneto. Signora, cosa abbiamo preso? Con salame di bufala. E anche gli organizzatori si sono fatti un'idea della classifica dei piatti più graditi dai visitatori nella prima serata, dedicata interamente al menù del mare e della laguna veneta. Va via molto la frittura di pesce, le seppe in tozzo, il risotto, le seppe sono finite per cui sono quelle che hanno via più di tutte. I bigu in salsa vanno parecchio, il baccalà mantecato, baccalà vicentina, ma è un po' tutto in linea di massima. Comunque seppe e bigu in salsa direi quelli che vanno per la maggiore. Vi ricordo i nostri riferimenti per segnalarci disagi e disservizi nello spazio a voi dedicato, lo dico ad antenna. SMS e WhatsApp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 02 30 898. Domani sera alle 21:15 il primo dei 4 appuntamenti con i Papu su Antenna 3 in prima serata. 4 domeniche con altrettanti spettacoli del duo comico più famoso del Nord-Est per passare un'estate in allegria. E dunque domani sera alle 21:15 il primo dei 4 spettacoli previsti nelle prossime domeniche. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione continua a cedere, permettendo così il passaggio di un fronte instabile e anche le temperature caleranno un po', almeno temporaneamente. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto. Dal pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle Alpi e fin verso le pianure, localmente anche fin verso le aree costiere. Temperature, come detto, in calo, minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 24 e 29 gradi. Condizioni di bel tempo sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il sole sarà protagonista, poi peggiorerà in maniera decisa un po' su tutta la regione, con acquazzoni diffusi e anche con possibili locali grandinate. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime più fresche sui 25 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo maggiori spazi soleggiati nella prima parte di questa domenica. A seguire il tempo sarà via via più instabile, con temporali piuttosto frequenti e localmente anche violenti. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.